Rieccoci, primo Inter Pares, appuntamento lunedì, mercoledì, gruppo TV7, come di consueto noi ci facciamo sempre una autopubblicità, rientro dalla pubblicità, che è gioco di parole. Siamo in diretta anche sulla pagina Facebook. Elisabetta, novità dal web? Finanziamenti per l'edilizia scolastica e proprio a riguardo ti segnalo che è di oggi un comunicato apparso sul sito del Ministero dell'Istruzione che sostiene, annuncia che siano in arrivo 320 milioni di euro nell'ambito appunto della programmazione unica nazionale 2018-2020 che consentiranno alle regioni di effettuare interventi di messa in sicurezza nelle scuole dei vari territori. Il ministro Azzolina sostiene che questi fondi ulteriori si aggiungono ai 510 milioni già assegnati agli enti locali lo scorso 10 marzo per lavorare sul fronte appunto dell'edilizia scolastica e della messa in sicurezza guardando al futuro. Nello specifico, secondo il riparto delle risorse, al Veneto spettano 24 milioni 645 mila euro e 601. Speriamo arrivino presto, così anche il Presidente Bui può essere felice di questo arrivo. E a questo proposito, Giorgio, se mi permetti, possiamo chiedere anche all'assessore Piva dei lavori della scuola Mameli e Ardigò che insomma, quando era scoppiato che erano in pieno svolgimento, quando è scoppiata la pandemia, l'epidemia, e se fa parte dei cantieri che stanno proseguendo in città o seppure se è tutto fermo. Proseguono. Stanno proseguendo i lavori e spero che appunto la scuola inizi regolarmente per poter ricollocare la scuola Mameli là da dove era venuta. Bene, quindi proseguono, una bella notizia che questa. Proseguono però dunque i tempi brevi oppure anche qui i tempi biblici? No, le ditte stanno lavorando, sono due le ditte che lavorano perché c'è una sistemazione statica e una sismica e stanno facendo dei lavori che si compenetrano, per cui deve lavorare prima una poi l'altra, ma stanno lavorando, stanno procedendo. Bene, andiamo a leggere i messaggi allora che sono arrivati, passiamo 4. Denis. Vediamo, vorrei dire all'assessore Donazzan che la didattica a distanza è solo un surrogato, è poco efficace se non inutile con molti studenti, più o meno però ha detto anche lei, insomma, che è meglio ovviamente l'incontro sociale che con i ragazzi. Andiamo nel secondo. Buonasera a tutti, forse il problema di dover affrontare subito è quello a chi lasciare i nostri figli ora e che si ricominci a lavorare, è proprio il tema che parlerò subito dopo la lettura di questi messaggi. Andiamo nel prossimo. Se dal 4 maggio la stragrande della popolazione ritorna al lavoro, a chi lasciamo i nostri figli considerando che dai nonni non possiamo portarli? La babysitter ad un ragazzo di 14 e uno di 10, secondo voi la soluzione? Per l'estate senza centri estivi come si farà? È il tema che parleremo tra poco. Buonasera Assessore, volevo chiedere a tutti gli abbonati, lavoratori, studenti avranno diritto al rimborso dell'abbonamento per il periodo non usufrutto, scusatemi, credo di aver detto tutti. Allora iniziamo da questa tematica, ovviamente le scuole estive, ovviamente molti genitori, visto il tema della serata, il titolo l'abbiamo dato, che se abbiamo parlato della scuola ovviamente dove metteremo i nostri figli, se riprendono a lavorare, se non ho i soldi per prendere la babysitter, se bisogna andare a lavorare per mantenere la famiglia, visto che appunto questi centri estivi non sono aperti o molto probabilmente non si apriranno, o se si apriranno me lo dica lei. Allora, per quello che ci riguarda, noi abbiamo dei centri estivi che di solito vengono programmati per i nidi e noi siamo operativi dal punto di vista dell'organizzazione. L'importante è però che ci diano la possibilità dal punto di vista medico-scientifico di poter dire possiamo dare il via a questi centri estivi. Altrimenti ci troviamo nell'impossibilità di avere magari l'apparato pronto, ma di non poterli aprire per ragioni di pandemia, a causa del virus. Ecco. Poi c'è anche un altro tema, quello delle scuole primarie e secondarie, che secondo me, ed è una cosa della quale discuteremo insieme ai dirigenti scolastici, provare a fare dei campus estivi. Avevano per esempio in progetto con scuole aperte, con il progetto Scuole Aperte della Cariparo, che è iniziato con l'anno scolastico, la possibilità di avere delle
associazioni che lavoravano all'interno della scuola al pomeriggio. La cosa non si è più conclusa perché è finito a febbraio l'anno scolastico, ma si potrebbe ripescare quelle attività e poter fare magari dei centri estivi mezza giornata durante l'estate per poter dare un sollievo alle famiglie. Perché... Si potrà o si farà? Ma allora i fondi ci sono e secondo me se ci danno la possibilità di dire i ragazzi possono stare in gruppo eccetera, si può fare perché i fondi ci sono e secondo me si deve concordare con i dirigenti scolastici perché non dipende da me, io posso fornire i finanziamenti ma poi l'organizzazione spetta ai presidi. Se ci fosse questa possibilità potremmo anche dare vita a questi pomeriggi o mattinate con i ragazzi che secondo me farebbero molto bene alle famiglie. Sono d'accordo con lei, però lei mi sta dicendo se, io invece le chiedo il sì. Se dipende, allora secondo me è tutto un discorso dal punto di vista sanitario e del comitato scientifico e io purtroppo non posso fare a meno di partire da quel punto perché avendo bambini dell'età dai nidi. Facciamo l'ipotesi, Assessore, che gli scienziati dicano no, non si può ancora fare questo, cosa succederà? Facciamo la peggiore delle ipotesi, non si può, ovviamente gli scienziati cosa dicono, può fare un'amministrazione quando hai un divieto? Cioè, è questo il problema grosso perché... L'amministrazione se uno ha un divieto, le faccio un esempio banale che mi viene così, può dare un contributo ai genitori di rimanere a casa e andare al lavoro per accudire i figli, faccio un esempio. Sì, però ci troviamo in una situazione di economia del comune che ha, quindi? lo diceva il sindaco Giordani, mancano 30 milioni di euro. Sì, no, e quindi? Quindi succede quindi che giustamente lei non può... Quindi... Certo, allora un conto è l'autorizzazione diciamo, del comitato scientifico, e poi però ci deve essere una decisione a livello nazionale che mette, come diceva il professore, che calcoli il rischio, perché c'è anche il rischio che le persone perdano il lavoro, che non ci sia un'economia che poi ci sostiene. Quindi se ci vogliono i soldi anche lì, insomma. Allora, mettiamo tutto nel modo più bilanciato possibile, accettiamo una fase di rischio e mettiamo l'economia in grado di poter ingranare in qualche modo, di iniziare. Adesso avremo l'esempio di Francia, di Spagna, di Austria, Danimarca e Germania che inizieranno con le scuole. Io sto in attesa di vedere i risultati e spero siano positivi perché mi possono dare anche la facoltà di sperare che l'apertura ci sarà. Si faccia. Allora, poi continuiamo perché abbiamo collegato Chiara Lotto e Roberta Ceron, che sono due studentesse maturande che hanno scritto una lettera al Ministro dell'Istruzione chiedendo di riaprire le scuole per qualche giorno per gli studenti di quinta. Adesso non so chi di due è la Chiara, se mi alza la mano la Chiara, benissimo, ho visto la Chiara e anche Roberta. Da chi è nata questa idea di mandare questa lettera al Ministro? Diciamo che tutto è nato abbastanza semplicemente, ovvero che stavo guardando TG e ho visto che appunto la ministra Azzolina proponeva una riapertura delle scuole a settembre. Siccome il desiderio di ritornare a scuola da parte mia c'era, allora ho proposto anche a Roberta, che so che condivideva più o meno il mio stesso sentire, di scrivere una lettera per esporre il nostro punto di vista e alla ministra, oltre che poi anche al governo Zaia e al governatore Zaia e anche all'assessore Donazzan. Avete ricevuto risposta? No, via email non c'è pervenuta alcuna risposta, però grazie diciamo, ai giornali siamo riusciti comunque a diffondere la nostra idea, che comunque noi ci teniamo a sottolineare che non sta rappresentando tutti i maturandi. Noi siamo solamente una parte che la pensa così, però dall'altra faccia della medaglia invece ci sono dei ragazzi che sostengono invece, anzi addirittura di non fare la maturità, come è avvenuto in alcuni stati come la Gran Bretagna, dove è stato annullato appunto l'esame di maturità, quindi ci sono diverse opinioni contrastanti fra loro. Roberta, lei cosa ne pensa?
Io penso che appunto l'idea sia nata in una maniera veramente molto spontanea, dalla volontà e dalla voglia di molti studenti di tornare appunto a scuola, di tornare a studiare, di costruire un futuro. E l'idea appunto mi è stata proposta da Chiara, io l'ho subito accolta perché era una cosa che frullava anche a me in testa da un po' di giorni, e io penso appunto che ci sia la diversità di opinioni anche tra noi maturandi. C'è chi pensa che la maturità non vada fatta per appunto la difficoltà della didattica a distanza, mentre chi vuole fare la maturità perché vuole appunto dimostrare quanto vale e quanto effettivamente questi anni meritino una conclusione degna e giusta, insomma, per tutti. Ecco, però se non si può arrivare a una conclusione giusta, degna per tutti, come diceva lei Roberta, farla via telematica, via web, la trovo una cosa che ripara un attimino quello che non si può fare come vorrebbe lei e come vorrebbe anche la sua amica, oppure non è contenta? Ovviamente nel caso appunto la salute ovviamente va prima di tutto, quindi nel caso la salute imponesse ovviamente una maturità con didattica a distanza, noi siamo pronti ovviamente ad accogliere, a supportare questa cosa, però confrontandomi con molte persone ci siamo resi conto che una maturità fatta online non è una maturità fatta in presenza, come lo sono effettivamente le lezioni. Certo, questa è stata una cosa appunto necessaria per il bene di tutti, ma una maturità fatta online non è la stessa cosa, e con problemi di connessione ci sono molte persone che potrebbero appunto non raggiungere il risultato effettivamente che meritano, e non ci sono le emozioni che si provano in una vera e propria maturità, a nostro parere. E poi appunto parlare a 6 persone, 6 professori da una telecamera praticamente con un muro davanti, cioè non sprona neanche noi studenti effettivamente. Certo, non è la stessa cosa. Immagino il vostro stato d'animo per quanto riguarda appunto una maturità dal vivo, definiamolo così, che farla tramite il web. L'ultima, ovviamente ringraziandovi del collegamento, a Chiara, ma voi avete paura di questo coronavirus? I giovani hanno paura oppure lo stanno vivendo in una maniera diversa da noi anziani, o meno giovani, più che anziani insomma? Assolutamente sì, perché comunque tutto ciò che è diverso o che comunque soprattutto è nuovo fa paura. È diciamo una cosa istintiva, naturale dell'uomo aver paura verso qualcosa che non si conosce. E questo coronavirus che ormai è diventato una pandemia, però fino a 2 o 3 mesi fa era qualcosa di sconosciuto o comunque che si era manifestato solamente confinato alla Cina. Noi appunto, sapendo la portata del coronavirus, non vorremmo mai sottovalutare i rischi che potrebbe comportare una riapertura delle scuole. Infatti la nostra proposta riguardava magari un numero limitato delle classi, quali sono appunto solo le quinte, perché in questo modo si evitava un assembramento di persone sia nei mezzi pubblici ma anche negli istituti scolastici stessi. È come se potessimo in qualche modo ponderare quello che è un bisogno ma anche un dovere dell'istruzione e quello che è invece il diritto e il dovere della salute, potremmo dire. Chiara Roberta, congedandovi e nel farvi anche i complimenti della lettera, io mi auguro che per un rispetto al vostro impegno, quantomeno di aver scritto quella lettera, qualcuno vi dia perlomeno, e ve lo meritate, una risposta che sia soddisfacente o meno, ma la risposta sicuramente la meritate, quindi vi faccio i complimenti perché siete degli studenti esemplari, quindi davvero in bocca al lupo e soprattutto mi auguro, come già detto, riceviate la risposta. Grazie, noi andiamo in pubblicità tra poco. Grazie mille, buona serata. Buona serata.